Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. 2 diciassettenni morti sul colpo nello scontro con un'auto a Barcellona Pozzolligotto. Erano su uno scooter travolto da una Fiat Punto. Avrebbe compiuto 25 anni proprio oggi Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana morta a Vienna in circostanze ancora da chiarire. Il padre continua a chiedere verità e giustizia. A Palermo si celebra il festino di Santa Rosalia, ieri la sfilata del carro e fuochi d'artificio, oggi la messa e la processione delle reliquie, folla di fedeli e turisti, fischi per il sindaco La Galla. Lo scrittore Savatteri dice è un grande rito collettivo. Si sono conclusi in mattinata i lavori al casello di San Gregorio, finiti i disagi per gli automobilisti rimasti incolonnati per ore sulla tangenziale di Catania. Spinelli e Film Commission entrano nell'inchiesta sui casi di corruzione alla Regione che vede indagato il presidente Galvagno. Regalato un sistema di videosorveglianza ad un'associazione che si prende cura dei ragazzi con la sindrome Down. Nei mesi scorsi avevano subito alcuni furti. Calcio, 2 allenamenti al giorno per il Palermo in ritiro in Valle d'Aosta. Gli auguri social di Inzaghi a tutti i palermitani. E sempre per il calcio, da stamattina il Catania è al lavoro a Norcia. Ieri sera in albergo anche Donnarumma e Forte. Attesa a breve l'ufficialità dell'ingaggio del difensore Pieraccini. Tragedia nella notte a Barcellona Pozzolligotto, in provincia di Messina. 2 diciassettenni hanno perso la vita in un terribile incidente stradale. Francesco Triolo. Un impatto violentissimo che ha squarciato il silenzio della notte. Erano le 2:30, incrocio tra le vie Kennedy e San Vito a Barcellona Pozzolligotto. Uno scontro tra uno scooter e una Fiat Punto è costato la vita a 2 giovanissimi, 2 diciassettenni che viaggiavano a bordo del mezzo a 2 ruote, Mattia Caruso e Simone Marzullo, che hanno perso la vita in maniera drammatica. Le cause sono ancora da accertare ed i rilievi sono proseguiti per tutta la mattinata cercando di chiarire le responsabilità e la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione l'auto, una Fiat Punto, dopo aver centrato in pieno il ciclomotore, uno Scarabeo 125 che sopraggiungeva da via San Vito, pare abbia fatto un testacoda andando a colpire un'altra auto parcheggiata ed un albero. I 2 ragazzi non hanno avuto scampo, sono morti sul colpo. Il conducente dell'auto è stato portato in ospedale per i controlli e per essere sottoposto all'alcol test e al drug test. Le indagini sono condotte dai carabinieri, mentre le salme dei 2 giovanissimi sono all'obitorio del Policlinico di Messina a disposizione dell'autorità giudiziaria. Stamattina sul luogo dell'incidente c'erano ancora i segni e poi fiori a ricordare 2 giovani vite spezzate. Avrebbe compiuto 25 anni proprio oggi Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana morta a Vienna in circostanze ancora da chiarire. Il padre continua a chiedere verità e giustizia. Sentiamo Roberta Lunghi. Oggi Aurora Maniscalco avrebbe compiuto 25 anni. Quello che sarebbe stato un giorno di festa, invece, diventa amplificatore della sofferenza per l'intera famiglia dell'hostess palermitana morta a Vienna, che, totalmente distrutta, si è chiusa nel dolore e nel ricordo di questa ragazza bella e semplice, che amava gli animali e che aveva lasciato la sua Palermo per il lavoro che aveva scelto. Ma a parlare in questo momento sono le azioni sul fronte giudiziario, con l'inchiesta della Procura di Palermo che va avanti, dove per istigazione al suicidio è indagato il fidanzato Elio Bargione, presente con lei a Vienna quando volò dal balcone di casa. I fatti che emergono sembrano volti a comporre un puzzle e si intrecciano con i dubbi della famiglia, che non ha mai creduto al suicidio. L'ultimo fatto in ordine di tempo è la rivelazione di una scoperta fatta dalla mamma di Aurora, un certificato medico che rivela che a maggio, durante la sua presenza a Palermo, la giovane aveva abortito, con l'inquietante certificazione dell'ospedale Villa Sofia Cervello che parlava di una aggressione subita. Anche qui si agitano pensieri e dubbi sul perché alla parola aggressione su un certificato non sia seguita un'indagine. Papa Francesco scopre tutto adesso e nel giorno del funerale della figlia ha gridato ancora la sua richiesta di verità e giustizia. Il legale della famiglia Maniscalco, Alberto Raffadale, ha presentato una nuova istanza. Si è chiesto il sequestro dell'appartamento di Vienna, dove il 23 giugno è accaduta la tragedia, il sequestro dei cellulari dei 2 fidanzati
avanzati, quello di Aurora è già nelle mani della Procura di Palermo. Mentre la famiglia combatte ancora con la richiesta inevasa di riavere gli abiti della figlia che sono ancora sequestrati all'ambasciata italiana a Vienna, si attendono gli esiti conclusivi dell'autopsia, che servirà probabilmente a chiarire anche i dubbi sulla dinamica della caduta dal balcone, perché anche lì, secondo il padre di Aurora, al puzzle mancano diversi tasselli. È morto dopo una settimana di agonia Carlo Inserra, il sub di 60 anni, colpito accidentalmente da una fiocina durante una battuta di pesca subacquea nelle acque dell'Oasi del Simeto. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Marco di Catania, dove l'uomo era ricoverato in condizioni disperate dallo scorso 6 luglio. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine per omicidio colposo. Il compagno di immersione avrebbe premuto il grilletto del fucile mirando ad un pesce, ma colpendo invece per sbaglio l'amico alla testa. Proseguono a Santa Maria di Licodia, nel Catanese, le indagini sulla rapina violenta avvenuta in una casa di campagna ai danni di una coppia. Tanti ancora i dubbi. Orazio Longo. Tra le cose che si cerca di capire è perché una tale forza d'azione, un vero e proprio comando per scagliarsi contro una famiglia di fatto inerme. Lavoratore lui, lavoratrice lei. Stile da arancia meccanica, hanno titolato alcuni quotidiani, a sottolineare la violenza e la spregiudicatezza dei 5 uomini armati e a volto travisato che 2 giorni fa in questa zona di villeggiatura poco fuori il centro abitato hanno preso in ostaggio una coppia di Santa Maria di Licodia nel Catanese, rapinandola. Nella ricostruzione sembra ormai certo che i malviventi siano entrati nella casa di campagna mentre la coppia si trovava all'interno della villetta dopo che si era conclusa una festa con gli ospiti che erano andati via da pochi minuti. I banditi hanno manomesso le telecamere di videosorveglianza e sequestrato i cellulari dei 2. Poi hanno aggredito il marito, 50enne, immobilizzandolo mentre la moglie veniva portata nella casa in paese, dove era costretta ad aprire la cassaforte e consegnare soldi, gioielli e 2 armi regolarmente detenute, un fucile e una pistola. Precisi, chirurgici i malviventi che si sono poi dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Sono i carabinieri della compagnia di Paternò che stanno eseguendo le indagini. Diversi gli interrogativi a cui bisognerà dare una risposta. Uno di questi riguarda la spregiudicatezza della banda di rapinatori a proprio agio nel muoversi durante l'azione, come se fossero perfettamente a conoscenza delle abitudini e dei luoghi della coppia. Sotto shock il piccolo centro che si trova alle pendici dell'Etna e che affronterà la questione in Consiglio Comunale. A Palermo si celebra il festino di Santa Rosalia, patrona della città. Ieri la sfilata del carro e fuochi d'artificio, oggi messa e la processione delle reliquie. Tanti fedeli, ma anche molti turisti. Sentiamo Marco Gullà. 350.000 persone per il festino di Santa Rosalia a Palermo, un fiume di gente, fedeli, visitatori e turisti, tutti ad accompagnare il carro della Santuzza che sfila lungo le vie del Cassaro. I palermitani pregano e invocano la santa, patrona del capoluogo. Qualcuno ha qualcosa da chiedere a Santa Rosalia. Il desiderio è per i miei figlioli, che li vorrei vedere sistemati. Cosa puoi chiedere tu a una Santuzza, a Santa Rosalia, la padrona di Palermo? Solo la salute. Prima a Piazza Parlamento lo spettacolo che ha ripercorso il miracolo di Rosalia. Nel 1624, mentre a Palermo infuriava la peste, lo spirito di Rosalia apparve in sogno ad una malata e poi ad un cacciatore. A lui Rosalia indicò la strada per ritrovare le sue reliquie, chiedendogli di portarle in processione per la città, che fu così purificata e liberata dal morbo. L'arcivescovo Corrado Lorefice, nel suo discorso alla città, ricorda Sara Campanella e tutte le vittime di violenza. Questa testimonianza, particolarmente voluta da noi familiari di Sara, possa servire oggi per risvegliare coscienze, richiamare all'urgenza di educare all'amore vero, alla libertà di sé e degli altri. Poi il carro sfila verso il Foro Italico e ai 4 canti la consueta pausa con il sindaco Roberto Lagalla che ha gridato "Viva Palermo e Santa Rosalia". Il primo cittadino viene sonoramente fischiato dai presenti. Viva Palermo e Santa Rosalia! Non solo fede ma anche tradizione come quella gastronomica, street food come ogni anno, principe del festino, dalle stighiola al pane con la milza e poi le babbaluce ovvero le lumache, fase finale al Foro Italico con i fuochi d'artificio. Oggi è la messa in cattedrale e la processione con le reliquie di Santa Rosalia.
E il sindaco La Galla commenta i fischi ricevuti, sono frutto della libera e democratica espressione che questa Palermo custodisce con orgoglio, ha detto La Galla. Questi mi spingono verso un rinnovato confronto con la città, l'obiettivo è di dare nuove, serie e trasparenti risposte ai suoi cittadini come quelle già date nei primi 3 anni di sindacatura. E vediamo adesso la festa di Rosalia secondo la visione dello scrittore siciliano Gaetano Savatteri. Lo ha sentito Orazio Longo. Il festino di Santa Rosalia è una grande occasione in cui i siciliani, il siciliano, i palermitani riconoscono, come diceva Sciascia, un esse collettivo, un'identità collettiva. I siciliani sostenevano che Pirandello che fossero degli uomini soli che vivevano a propria solitudine, erano isolati e si sentivano isolati, ma nelle feste religiose come nel grande festino di Palermo in qualche modo questo isolamento si spezza e diventa un rito collettivo che probabilmente non fa comunità, ma in quel momento fa folla, fa popolo, fa festino appunto, e da questo punto di vista il festino è in qualche modo il trionfo di questa festa barocca, colorata, clamorosa e piena di fuochi d'artificio che diventa il simbolo di Palermo e della Sicilia. Cambiamo argomento, mattinata ma anche i giorni scorsi di passione per gli automobilisti rimasti intrappolati per ore sulla tangenziale di Catania per lavori in corso al casello di San Gregorio. L'intervento si è però concluso nella tarda mattinata. Fermi sotto il caldo rovente o a passo d'uomo. Sono state ore di passione per gli automobilisti in transito dal casello di San Gregorio a Catania in direzione Messina. Fino a 6 chilometri di code a causa dei lavori di pavimentazione della corsia Telepass, mal ridotta e pericolosa per la presenza di grosse buche sull'asfalto. Giorni di grande difficoltà per la mobilità dei veicoli, con gli automobilisti esasperati e di fatto intrappolati in strada proprio in concomitanza con il rialzo delle temperature e con un periodo fortemente trafficato a causa dei molti turisti che stanno arrivando in Sicilia. Qualcuno ha tentato vie alternative, seguendo magari i suggerimenti dei navigatori, ma la scelta non sempre ha pagato perché anche le arterie secondarie a cascata sono a loro volta risultate molto trafficate. I lavori effettuati dal CAS, il Consorzio Autostrade Siciliane che gestisce la A18, si sono conclusi nella tarda mattinata di oggi con un giorno di anticipo rispetto ai tempi previsti. La corsia è stata quindi liberata e il traffico è tornato a fluire poco dopo. Compare anche l'organizzatore di eventi che portava l'hashish nell'inchiesta sui casi di corruzione alla regione siciliana. Lo raccontano le intercettazioni, ma il nuovo filone riguarda soprattutto i finanziamenti della Film Commission. Sentiamo Manlio Viola. Da una parte si apre il fronte della Film Commission, dall'altra addirittura quello degli Spinelli. È un pozzo senza fondo l'inchiesta della Procura di Palermo sulla presunta corruzione fra Assemblea regionale siciliana e Regione siciliana, che vede al centro di tutto gli esponenti di Fratelli d'Italia, a partire dal presidente dell'ARS Gaetano Galvagno per terminare all'assessore al turismo Elvira Amata. Le intercettazioni disposte dai magistrati riguardano anche altri assessori regionali della stessa formazione politica, nomi che al momento per legge non si possono fare, visto che non si tratta di persone attualmente iscritte nel registro degli indagati. Il filone Film Commission approda sui giornali per effetto della polemica sul mancato finanziamento di una fiction, quella su Biagio Conte, e a seguire anche su storie di mafia come quella di Calogero Zucchetto, il poliziotto eroe ucciso in via Notarbartolo. Ma c'è anche un filone che non ti aspetti, quello dell'organizzatore di eventi procacciatore di droga. Sono intercettazioni di 2 anni fa, quelle della Guardia di Finanza, che mette nero su bianco come un frequentatore di casa Galvagno in realtà portasse droga per Sabrina De Capitani, la sua portavoce e coinquilina, e per l'artista Omar Hassan, menzionato anche per il regalo di un quadro al termine della mostra a lui dedicata. Per avvalorare i loro sospetti finanziari sequestrano un trolley e vi trovano la droga. Però è una modica quantità quella sequestrata, nessun rilievo penale, tale da essere derubricata ad uso personale. Nel frattempo Galvagno in queste ore ha rinunciato all'auto blu, al centro di un altro filone di indagine, ma la pressione mediatica continua con la pubblicazione di dettagli su dettagli di una inchiesta che ancora ha quasi 1 migliaio di pagine da raccontare. Installati oggi un impianto di allarme e un sistema di videosorveglianza a Casa 21, sede di un'associazione di Catania che si occupa di persone con sindrome di Down e oggetto di furti lo scorso aprile. L'impianto è stato donato da 3 imprese del territorio.
All'interno di Casa 21 c'è un sorriso contagioso, sinonimo di forza e speranza. È stupito tutta questa solidarietà dopo il furto? Sì, è stata secondo me una bellissima risposta. E oggi la ricompensa arriva attraverso un gesto concreto di responsabilità e solidarietà che ha restituito sicurezza e fiducia a Casa 21, sede dell'associazione Vita 21, che da oltre 10 anni è un punto di riferimento per l'inclusione sociale delle persone con sindrome di Down senza aiuti o senza finanziamenti pubblici. Siamo abituati a lottare come tutti i genitori, perché ogni genitore ha un progetto per i figli e con più o meno difficoltà il nostro compito è quello di accompagnarli a che loro realizzino il loro progetto di vita. Le nostre attività si svolgono grazie all'aiuto dei tanti amici, delle aziende, di coloro che vogliono spendersi e ci vogliono aiutare. Nella villetta, inaugurata nel 2024 nel quartiere di Picanello a Catania, oggi è stato installato un impianto di allarme e un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso. Un intervento del valore di oltre 30.000 euro regalato da 3 aziende del territorio, nato come risposta concreta al furto avvenuto lo scorso aprile da parte di alcuni balordi che avevano sottratto colombe pasquali ed elettrodomestici con un'effrazione. Chi può venire qui? Possono venire tutti, non c'è bisogno di avere il cromosoma 21 per venire qua, siamo molto aperti. È un segnale forte, un messaggio concreto inviato da questi ragazzi con il loro sorriso a tutta la città. Si introduce all'interno di una pescheria, ma non trovando denaro contante si accontenta di rubare diversi chili di pesce spada. I carabinieri di Acireale hanno denunciato un uomo che si era appunto introdotto nella pescheria dopo aver scassinato una finestra. Una volta all'interno aveva rovistato nella cassa e nel bancone senza però trovare nulla. A quel punto, pur di non andare via a mani vuote, ha aperto la cella frigorifera prelevando diversi chili di pescato di qualità. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa e poi torniamo, tra l'altro con la musica di Paolo Bonvino. A tra poco. Da domani nella sua Sicilia per i concerti di Catania e Palermo il compositore Paolo Bonvino regalerà al pubblico un percorso immersivo nelle sue colonne sonore più amate. Roberta Lunghi. Un ponte invisibile tra le emozioni e il mondo esterno. Questa è la musica per Paolo Bonvino, il celebre compositore siciliano amato dal grande pubblico per le colonne sonore, dall'Ultimo bacio a Caos Calmo, da Romanzo criminale a Casa tutti bene, fino alla Matassa e alla più recente composizione per Il Gattopardo, la serie. Ci saranno tutte nei suoi live siciliani, il 16 luglio al Cortile Platamone di Catania e il 17 al Teatro Massimo di Palermo, in 2 occasioni uniche per vivere la musica oltre le storie. Ci sarà, farò come una colonna sonora tratta da tanti pezzi di colonne sonore, i cui registi saranno gli spettatori. Bonvino con oltre 100 colonne sonore alle spalle, live in tutto il mondo, 8 nomination ai David di Donatello, 1 vinto per Caos Calmo, il rapporto con registi internazionali, la collaborazione con i grandi della musica italiana, però quando pensa ai suoi concerti in Sicilia sente un'emozione speciale. Hanno un sapore speciale, un'emozione speciale, perché come dire, ritrovare amici, tante emozioni vissuti, sentirsi a casa e contemporaneamente voler essere abbracciato e abbracciare tutti. Sul palco con lui un ensemble di 8 musicisti d'eccezione, un trio d'archi, percussioni, strumenti a fiato, fisarmonica, plettri e voce. Per il viaggio, dunque, è tutto pronto. Ragusa Ibla si è trasformata in un palcoscenico internazionale con l'Ibla Grand Prize, un concorso musicale in cui giovani musicisti selezionati da tutto il mondo si sono esibiti tra le vie barocche. Veronica Barbarino. È stata la prima volta in cui ho potuto mettere alla prova, diciamo, la mia resistenza come musicista. Per me è stata un'opportunità di conoscere tantissimi concorrenti con tantissimo talento. Participar en este festival de Ibla porque es una gran oportunidad, creo, de conocer
muchísima gente muy competitiva. In un'atmosfera sospesa tra arte e storia, i giovani talenti danno prova di straordinaria maturità musicale. Noi sappiamo quanto lavoro c'è dietro queste esibizioni, ogni esibizione ha migliaia e migliaia di ore di studio, di sacrifici, e vederli così felici nell'esprimersi fa stare bene. Un viaggio per centinaia di musicisti lanciati negli anni, che inizia dalla Sicilia per arrivare ai palchi di New York e Tokyo e che porta con sé l'eco delle loro prime note, suonate nel Borgo Ibleo. Caldo, abbandono e perfino violenze. Sicilia 24 Focus oggi alle 14.30 su Telecolor si occuperà del benessere di cani, gatti e degli altri amici a quattro zampe. Ospiti di Adelaide Barbagallo, l'onorevole Michela Brambilla che illustrerà la nuova legge in difesa degli animali, il veterinario dell'Aspe di Catania Giuseppe Rapisarda, Francesca Grasso dell'associazione Balzù e Rosa Maria Messina della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Inviate le vostre segnalazioni o messaggio al 342 745 5005 e la trasmissione è anche in streaming sul sito siciliaweb.it. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare dei ritiri di Palermo e Catania. Siamo al calcio, il Palermo prosegue la preparazione in ritiro in Valle d'Aosta e per la festa di Santa Rosalia arrivano gli auguri speciali di Pippo Inzaghi. Sentiamo Marco Gullà. Al ritmo di doppie sedute il Palermo prosegue il ritiro in Valle d'Aosta. Per la prima volta è stato testato il modulo 3-4-2-1 che rappresenta il punto di riferimento iniziale del Palermo in questa fase di preparazione. Sin dai primi movimenti la squadra ha mostrato grinta e intensità sotto lo sguardo attento dei tifosi presenti. Inzaghi vuole intanto studiare i movimenti della sua nuova creatura soprattutto in fase offensiva e nel giorno del festino di Santa Rosalia arrivano gli auguri speciali proprio del tecnico. Ciao a tutti i palermitani. Anche qui dalla Valle d'Aosta mi volevo unire a voi per un giorno speciale, insomma so che è il festino di Santa Rosalia e ci tenevo a farvi un grande augurio, so che unisce tutti i palermitani senza distinzioni, per cui viva Palermo e Santa Rosalia. Ciao ciao. Mercato, nelle ultime ore il club rosanero ebbe intensificato i contatti per Palumbo del Modena, presentando una proposta concreta che potrebbe finalmente superare le resistenze della società emiliana. Il Palermo ha optato per un'operazione più articolata che prevede l'inserimento di uno tra Di Mariano e Insigne. Per la difesa il nome più caldo rimane quello di Bani, centrale classe 93 in uscita dal Genoa. Il giocatore ha già manifestato la propria disponibilità a trasferirsi al Palermo. E anche il Catania è in ritiro a Norcia. Ieri sera in albergo anche c'erano Donnarumma e Forte, ufficializzato Rolfini. Ci dice tutto Francesco Triolo. Da oggi si suda, il Catania è già a Norcia, arrivato nella serata di ieri e quindi può dirsi ufficialmente iniziata la nuova stagione dei rossazzurri. Un arrivo con sorpresa ieri perché in albergo c'erano già due tasselli in più per Mimmo Toscano. Daniele Donnarumma e Francesco Forte sono più che due promessi sposi per il Catania, ormai manca solo l'ufficialità. Il terzino andrà a coprire il vuoto lasciato dall'addio di Anastasio e ha già incontrato, anzi riabbracciato, Toscano e lo staff che lo conoscono per averlo già allenato, così come l'attaccante che lo scorso anno ha giocato con la maglia dell'Ascoli. A proposito di ufficialità, ieri sera è arrivata anche quella dell'attaccante Alex Rolfini che si è legato al club etneo con un contratto biennale. Contestualmente è stata comunicata anche la risoluzione dell'accordo con Davide Guglielmotti che adesso dovrebbe accasarsi al nuovo Brescia. Intanto, come detto, da questa mattina sono iniziati gli allenamenti, il nuovo Catania nasce con tante speranze ed ambizioni. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso a Sicilia 24 Focus condotto da Adelaide Barbagallo, a tutti un buon pomeriggio.